future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti, un appuntamento che ci porta stavolta anche in un campo da gioco di sport, ovvero il basket, perché fra poco si giocheranno le finali per il campionato di basket americano e saranno sugli spalti sia Mamdani, il sindaco di New York, sia Donald Trump. Tra l'altro le finali, perché sono più partite nel basket, sono maggiori, magari ci sarà anche qualche interazione fra i due massimi in questo momento esponenti per la politica democratica e per quella repubblicana. Mamdani, tra l'altro, quindi oltre alle politiche di New York ci tiene a essere vicino alla squadra sportiva della propria città come un vero newyorkese. Quindi il basket per ora non lo hanno voluto togliere i democratici. Ringraziamo che queste importantissime tradizioni americane siano rimaste. Ma l'altra grande notizia, ovviamente parliamo di un Donald Trump che quindi parteciperà sia a queste finali di basket con i servizi segreti che dovranno essere di tutto punto, speriamo meglio delle ultime importanti uscite, ovvero ricorderete il tentato omicidio nella hall dell'hotel dove si teneva questo incontro fra Donald Trump e la stampa. Parliamo anche di un The Donald che, attenzione, dovrà eleggere assolutamente un nuovo attorney general, un nuovo procuratore generale per gli Stati Uniti. Vedremo tra l'altro quale sarà la scelta definitiva, perché ora sembra ancora una scelta non decisa, non effettuata, nonostante ci siano tante indiscrezioni come quelle di Reuters. Ma l'altra grande, importante notizia invece per le persone comuni americane è quello che sta avvenendo con l'azienda farmaceutica collegata a Donald Trump e alla sua assicurazione sanitaria, ovvero Trump RX, una prescrizione che aumenta lo sconto di ora, in questo momento sono aumentate ancora di oltre 800 medicine in più. Parliamo quindi di una importante notizia, anche perché era uno dei suoi programmi durante la campagna elettorale, prima ancora che l'omicidio ai danni del CEO, dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson, che si pensa sia stato ucciso da Luigi Mangione. Quindi un importante passo in avanti, soprattutto per i meno abbienti negli Stati Uniti, che rischiano molte volte di fare debiti anche solo per una chiamata di ambulanza. Parliamo anche di una Corte Suprema, tra l'altro, perché adesso ci avviciniamo alle elezioni di medio termine, una Corte Suprema che dovrà decidere su importanti questioni, sia per quanto riguarda ovviamente quello che abbiamo visto con la redistribuzione dei con gerrymandering, sia per quanto riguarda un'altra importante ovviamente questione, ovvero la decisione per quanto riguarda gli atleti, transgender. Vedremo cosa deciderà
la Corte Suprema, quali saranno, secondo il massimo organo costituzionale e giudicante negli Stati Uniti, quali saranno i limiti per giudicare una persona transessuale, quindi non partecipare agli sport del sesso opposto, come sta avvenendo tuttora tante volte negli Stati Uniti con ragazzi che stanno facendo la transizione verso il genere femminile, ma si trovano poi a giocare, a competere con donne che sono nate biologicamente donne. Ovviamente è un vantaggio notevole nonostante le cure mediche, perché la conformazione del corpo rimane quella. Parliamo anche di un Donald Trump che sta andando avanti nella propria campagna elettorale in Wisconsin per le elezioni di medio termine, e in questo incontro pubblico Donald Trump ha dichiarato che si spera, dato che lo diciamo tante volte, si arriverà presto a una decisione per quanto riguarda l'Iran. Ne abbiamo parlato più volte, anche la scorsa volta, di come Israele, ad esempio, stia cercando di imporre pressioni allo Stato islamico dell'Iran, invadendo, occupando, possiamo dire, le terre dell'Azerbaigian, ovviamente cercando un tutto e per tutto per mettere in difficoltà un regime ostile anche per noi, ovviamente anche per noi occidentali. E l'altra grande notizia ovviamente sarà quella che riguarda l'intelligenza artificiale, quanto il governo in questo momento ancora di più vuole integrarsi con mezzi fondamentali in questo momento per l'amministrazione Trump, per quanto fondamentali nel senso per quanto dichiarato da loro, e anche per quello che stanno cercando di ottenere da tempo, dall'inizio proprio del mandato, in cui vi è una particolare attenzione per il reparto tech, per il reparto delle tecnologie americano, perché sta in questo momento in competizione con i cinesi, rimanendo sempre negli politica nazionale. Altra notizia veramente molto importante riguarda anche quello che sta avvenendo per la Coppa del Mondo, perché purtroppo vi è stata una sparatoria vicino ai campi di allenamenti, dove in questo momento alloggia poi tra l'altro la nazionale inglese, con 12 persone coinvolte. Quindi altre purtroppo notizie di sparatorie, di crimini, ma parliamo di crimini violenti in questo caso, proprio perché sembra che la sicurezza per quanto riguarda i singoli stati, soprattutto a guida democratici, sia in difficoltà. E andando avanti con le notizie invece, quelle che riguardano tutti, per fortuna per gli Stati Uniti il mercato del lavoro e l'economia in questo momento simboleggiano dei risultati molto importanti. Infatti sembra proprio che siano aumentati 172.000 lavori a maggio. Parliamo anche di un tasso di disoccupazione che è al 4,3% per il terzo mese di fila. Ovviamente negli articoli di molte testate si parla di un'economia resiliente, ma non si fa cenno ovviamente a chi l'ha resa quell'economia resiliente, ovvero il presidente, perché purtroppo per molti certe importanti notizie devono essere manipolate anche quando si tratta di questioni importanti. Parliamo anche, tra l'altro, di Stati Uniti che stanno cercando di capire, anche per quanto riguarda la gestione delle banche. Perché? Perché l'amministrazione
Trump, oltre a vedere tante banche nel passato di Biden che fallivano, soprattutto quelle dedicate al tech, proprio quelle che avevano sede a Silicon Valley. Ecco, un'amministrazione Trump sta cercando una collaborazione migliore. In questo momento l'amministrazione Trump ha chiesto proprio alle stesse banche di monitorare chiunque stia pagando dei lavoratori che non sono conformi, come viene chiamato in vari articoli, unlawful, quindi che non sono in questo momento persone con la fedina penale pulita. Parliamo anche, tra l'altro, di Stati Uniti, con l'ultima notizia, prima ovviamente di salutarvi, che hanno i 70 miliardi di Trump come fondi per ICE, la polizia dedicata all'immigrazione, quindi è una grande mossa ovviamente per l'amministrazione Trump, per la sicurezza nel resto degli Stati Uniti e soprattutto fa specie perché la notizia precedente per quanto riguarda le votazioni importanti nel Congresso erano quelle dedicate ai democratici che volevano sabotare invece l'amministrazione Trump per quanto riguarda la guerra in Iran. E con quest'ultima notizia vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato